Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Schioppettino qui al Villa Nanchini di Cabassi al Tasting Academy di Colli Orientali del Friuli con Matteo Bellotto, Francesco Degano e Francesco Scalitaris qui. Oggi parliamo di questo schioppettino, la rinascita di un'uva quasi estinto. Matteo, cosa possiamo dire di schioppettino? Dello schioppettino si può dire moltissimo, anche perché abbiamo dei documenti che arrivano fino alla fine del 1200. Di certo va ricordato che è un vitigno, l'hai accennato, che è stato salvato, soprattutto grazie al grande lavoro anche fatto dalla famiglia Nonnino, va detto questo proprio alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 70, nel 73 con Risi Daur, no? Che è andato poi a salvare queste varietà. Lo schioppettino, anche questa è un'uva molto molto autoctona. È un'uva che nasce, suo nome antico è Ribolla Nero, Pocolza in questo caso, e ha dei riferimenti proprio nel suo nome che riguardano un po' la durezza dell'acino, ma questo ce lo dirà meglio Francesco Degano, e un po' anche al fatto che venisse imbottigliato prima della fermentazione malolattica e formando della CO2 schioppettava, appunto per il fatto che formava un po' di gas all'interno. Lo schioppettino io vorrei utilizzare una grande semplificazione della quale insomma chi ci ascolta mi scuserà, che però è un'equazione. Pino Nero sta a Borgogna come schioppettino sta a Colli Orientali, ovvero è forse il vino rosso più bianco che c'è, perché nella sua finezza, nella sua eleganza, nella sua capacità di essere proprio gentile e bello nei suoi riferimenti e nelle sue bellezze proprio di degustazione, ci permette di essere come una pattinatrice sul ghiaccio, io spesso l'ho definito. Naturalmente ha a che fare con delle caratteristiche specifiche, in particolare una che è stata studiata, che è la caratteristica del rotundone, della quale però vorrei chiedere maggiori specifiche al nostro tecnico che è Francesco Degano. Il rotundone. Il rotundone cos'è? Adesso uso un parolone, è un sesquiterpene, cioè quindi è un aroma primario che si trova già direttamente nell'uva. Nell'uva di schioppettino è molto presente, abbiamo condotto degli studi ben precisi su questo, che ci dicono che è la varietà coltivata, la varietà autoctona coltivata in tutto il mondo, perché questo ci viene detto non da noi ma da chi ha condotto questi studi, che ha concentrazioni più alte. Ci sono altri vitigni come ad esempio la Rondinella che ne ha parecchio in concentrazione. Sì, anche il Grüne-Veltliner, Grenache, altri, anche lo Syrah, anche il Merlot, però anche il Tokai addirittura. Potrebbe essere, ma comunque la varietà, diciamo il vino che viene prodotto che ha più alte concentrazioni al mondo, ok, di rotundone, ripeto, è lo schioppettino. Cosa dà lo schioppettino? Questo sentore di pepe bianco. Che è tra l'altro una cosa molto bella perché ci permette anche di condurre un altro ragionamento. Molto spesso quando noi assaggiamo i nostri vini bianchi utilizziamo il termine minerale, no? Per quanto minerale voglia significare qualcosa, ma in realtà non significa nulla, perché la domanda successiva dovrebbe essere sì, quale minerale? E lì arriva la sapidità proprio del sale che arriva. In questo caso, quando noi parliamo di speziato, no? Dovremmo essere molto più precisi sul fatto di dire il pepe, in questo caso addirittura pepe bianco, come ha detto Francesco, ma io molto spesso ho sentito dire anche pepe nero dai produttori in qualche modo, che ci permette di capire anche quella che è la sua caratteristica specifica.
Lo schioppettino, così come altre varietà, ha un ciclo vegetativo molto lungo, in ogni caso, ed è vendemmiato molto tardi, vero Francesco? Anzi, ti dirò di più, deve essere vendemmiato molto tardi perché, ripeto, dati alla mano, il fatto di riuscire ad arrivare a vendemmiare quest'uva molto tardi ci dà la possibilità di che esprima effettivamente le sue caratteristiche, cioè quella sia della, diciamo così, della pepatura, ma non solo, e quindi noi agronomi diamo l'indicazione alle aziende associate, in questo caso, di mantenere in pianta fino a ottobre inoltrato l'uva prima di essere vendemmiata. Questo sappiamo benissimo che ci dà due potenzialità: quello di riuscire a far maturare tutte le sostanze fenoliche, anche qui uso un parolone, ma per dire il colore, la tannicità, tutta quella che è la struttura fenolica dell'uva rossa stessa, per riuscire poi ad arrivare a un prodotto che sia effettivamente di alta gamma. Tant'è che le annate più precoci, come ad esempio il 2007, che io mi ricordo, è stata l'annata che ci ha insegnato questa cosa, perché abbiamo condotto questi studi e abbiamo visto che vendemmiando a ottobre inoltrato riusciamo a ottenere un'uva che poi dà la possibilità di produrre un vino effettivamente molto 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 interessante. Prepotto, il comune nei nostri colli orientali, è un comune che ha al suo interno due sottozone, come lo schioppettino di Prepotto e lo schioppettino di Cial, o la sottozona di Cialle in questo caso, che esprimono questo schioppettino in questo senso. Io chiedo a Francesco Scalettaris in questo caso, lo schioppettino è un vino secondo me molto bizzoso, mi viene da utilizzare questo aggettivo, e secondo me è molto bello sia negli abbinamenti, qualsiasi essi siano, che possono essere di cibo ma anche musicali o anche proprio pittorici in questo caso, ma è veramente un vino per me molto funky, no? In questo caso, come la pensi tu? Sì, funky è un bellissimo aggettivo inglese che facciamo fatica a tradurre in italiano. Lo utilizziamo anche nel mondo delle birre, no? L'aggettivo funky, per dire in realtà le birre brettate spesso si considerano funky, e che quindi se nel vino spesso è considerato un difetto, il Brett invece nelle birre non è proprio così. Hai citato Prepotto, effettivamente Prepotto è probabilmente la culla, anzi senza probabilmente, certamente la culla dello schioppettino. Tutto è nato da lì, un vitigno che ormai era quasi dimenticato, che quando addirittura nasce la DOC Friuli Colli Orientali, Colli Orientali del Friuli, allora nel 1970, non viene neanche inserito fra le varietà ammesse. Soltanto una decina abbondante nell'83 di anni dopo troveremo invece questo vitigno come ammesso. Prima era addirittura fuori legge, e malgrado fosse fuori legge, c'è una famiglia, la famiglia dei Rapuzzi, che decise, andando forse anche appunto contro la legge, in questo caso decisamente anzi contro la legge, con il supporto del sindaco di Prepotto di allora, di cercare di andare casa per casa a prendere le piante di schioppettino di Prepotto per cercare di replicarle. Ovviamente anche Rauscedo, che in quel caso si è occupato di replicare, di produrre i cloni, le barbatelle dalle piante madri, lavorava in maniera, insomma, non so se di notte o comunque insomma non proprio alla luce del sole, finché qualcuno di particolarmente influente, una delle famiglie più note in Friuli, che è la famiglia Nonino, decise di istituire un premio, e quel premio, la prima edizione di quel premio che Matteo ha citato poco fa, era destinata a qualcuno che aveva tutelato, promosso e diciamo favorito la riscoperta di antiche varietà di uve autoctone locali. In questo caso proprio era lo schioppettino di Prepotto, e fu la famiglia Rapuzzi a vincere quel premio. Tra l'altro lo schioppettino ha una grande produzione, nel senso che comunque ha un acino bello grande. A me è capitato di vedere acini di schioppettino estremamente grandi e tutto quanto. È comunque particolare poi la possibilità di vinificarlo anche con idee diverse, per quanto la voglia sia quella di mantenerne l'eleganza in questo caso. Ti chiedo, Francesco Degano, in questo caso, da un punto di vista anche di problemi in vigna, quali sono i problemi più frequenti dentro i quali può cadere l'uva dello schioppettino? Allora, la premessa è: posso citare un proverbio friulano che poi andremo a tradurre?
non è mai un mal che non sia di un ben. Non c'è mai un male che non sia un bene. Sì. Nel senso che è giusto quello che diceva adesso Francesco Scalettari, cioè che lo schioppettino è stato, diciamo, salvato dall'estinzione da pochissime piante che ormai erano rimaste in quegli anni nel territorio di Prepotto e dintorni. Questo cosa voleva dire? Che queste piante erano tutte un po', come si dice in gergo, sporche da virus. I virus non sono sempre negativi, possono anche darci una mano. Noi stessi, noi uomini, no, abbiamo nel nostro corpo parecchi batteri, virus, che ci fanno anche vivere meglio, spesso. E che lo schioppettino funziona un po' così. Il suo essere così, no, pieno di virus di diverso tipo, ma sempre, diciamo, mai negativi, perché questi virus riescono a far produrre un po' meno la pianta, che ha, appunto, come diceva Matteo, delle caratteristiche ben specifiche su quello che è anche la produzione. È una varietà che produce un acino di più di 2 grammi, quindi è molto grande, ma il fatto di avere questo virus all'interno che deprime un po' la produzione fa produrre un po' meno le piante, quindi va, diciamo così, a favore della qualità. Queste sue caratteristiche, che sono diventate a livello ampelografico, quindi di struttura della pianta, caratteristiche, sono ad esempio, non so, la doppia punta sul grappolo stesso, o l'appiattimento del rachide, che sono caratteristiche dovute sì al fatto che abbia questi virus che vanno in qualche modo a influire sulla crescita della pianta, ma che vanno invece a essere un qualcosa di positivo. Andiamo adesso ad assaggiare anche un po' lo schioppettino, ascoltando le parole che tu hai avuto con un'azienda, in questo caso siamo a Cialla, nella zona di Cialla, Sì, che è esatto. anche in grado, è una delle poche, se non forse l'unica, di poter vantare anche una sorta di biblioteca dello schioppettino in questo caso, potendo Assolutamente. andare anche nel passato a vedere quella che è la sua grandissima evoluzione. Chi andiamo ad assaggiare? Andiamo a assaggiare e parlare con Ivan Rapuzzi, proprio della famiglia Rapuzzi, del Ronchi di Cialla. Andiamo a assaggiare. Eccoci, siamo qui con Ivan Rapuzzi di Ronchi di Cialla per parlare di schioppettino. Ivan, volevo chiederti, voi essendo l'azienda che ha più o meno fatto ritornare lo schioppettino alla vita, e praticamente senza capire che cos'è questo vitigno, cosa c'erano le più grandi sfide di risuscitare questo vitigno? Guarda, è stata una sfida a tutto tondo, a 360 gradi. È stata una sfida perché lo schioppettino fondamentalmente non esisteva. Non esisteva una vigna di schioppettino. Lo schioppettino si conosceva per pochi esemplari superstiti e si conosceva per della letteratura. C'era della vasta bibliografia che parlava di schioppettino. C'era l'ampelografia del Poggi che lo illustrava molto bene. Quindi che cos'era lo schioppettino si poteva solo immaginare, ma non si conosceva realmente. Quindi la prima sfida è stata quella di trovare del materiale, vale a dire dei tralci durante l'inverno, per poter fare gli innesti, quindi per poter creare delle nuove barbatelle. Quella è stata la prima sfida. E dopo quello, quando sei arrivato proprio in vigna, allora dopo che avete piantato dei viti di schioppettino, come è sviluppato il vigneto e la coltivazione di questa uva? Questo è stato un altro problema, perché dello schioppettino non si sapeva che tipo di vigoria aveva, quindi sono state anche delle cose, se vuoi, un po' quasi improvvisate, e poi si è dovuto adattare a quello che si trovava, le strategie sia agronomiche, le strategie di coltivazione della vite. Abbiamo capito da subito che lo schioppettino era una vite, ad esempio, molto vigorosa. Era una vite, però nello stesso tempo anche aveva queste due personalità insieme. Era rustica ed era quasi selvaggia, ma nello stesso tempo è una vite che non ti concede niente. Nel senso che se sbagli la posizione, se lo metti in un posto sbagliato, ti dà poco, ti dà male. Quindi è veramente difficile. È una vite molto sensibile anche alle malattie, quelle che sono arrivate dal Nuovo Mondo, quindi sulla peronospora è estremamente sensibile. Quindi anche lì è stata una sfida, capire come coltivarlo per ottenere
la qualità e l'equilibrio in vigna. E abbiamo capito che è una vite che ha bisogno di sfogare una grande esuberanza che ha dentro. Quindi ha bisogno di poter vegetare, ha bisogno di potersi veramente esprimere nella sua personalità. In questo momento arrivi a trovare l'equilibrio della pianta e arrivi a raccogliere dei frutti di qualità. Allora faccio una domanda. Perché Schioppettino? Perché avete deciso di far ritornare questo uva quasi dimenticato, quasi estinto nel mondo della viticoltura e del mondo di enologia? È stata una questione fondamentalmente di recupero. È stata una volontà di fare un'azienda vinicola, Ronchi di Cialla, come doveva essere un'antica azienda friulana, quindi utilizzando i vecchi sistemi di allevamento, utilizzando le varietà storiche, le varietà della tradizione. Pensa, nel 1970 non si parlava di vitigni autoctoni, varietà indigene, ma si parlava di vitigni della tradizione. Quindi quando i miei genitori arrivarono a Cialla, c'erano tantissime terrazzamenti, si capiva che c'era una viticoltura che era sviluppata nel Medioevo soprattutto, ma ampiamente sviluppata. E quello che è stato fatto è stato anche quello di chiedere alle persone del posto, soprattutto gli anziani. Ti puoi immaginare, nel 1970 una persona che aveva 80 anni era nata nel 1890 e si ricordava quello che gli raccontava il papà e magari anche il nonno, quindi c'era una memoria quasi diretta alla prima della fillossera. Quindi si sapevano ancora, in quegli anni lì si potevano avere ancora tante informazioni che oggi non esistono più, non sono più fruibili, soprattutto verbali. Chiaramente la carta scritta è rimasta, ma le informazioni delle persone che lavoravano le vigne sono state perse, in quegli anni c'erano ancora. Quindi è stato raccolto quello che si poteva apprendere da queste persone che erano nate e vissute nelle vigne e avevano alle spalle una conoscenza di generazioni. Noi siamo dell'idea, io personalmente sono dell'idea che non è sempre da stravolgere, ricominciare tutto da capo. E anche in Friuli si è pensato a un certo punto che il nostro sistema di allevamento non andava bene, dobbiamo fare come i francesi, questo e quell'altro, insomma, tornare indietro ogni volta al punto zero forse non è neanche una scelta quella. Quindi abbiamo scelto di ascoltare che cosa veniva fatto e lo schioppettino ritornava spesso, sempre, nella memoria, nei discorsi di queste persone. E quindi lo schioppettino mi ha detto sì, facciamo lo schioppettino, se dava un vino che queste persone lo apprezzavano, lo coltivavano, deve essere qualcosa di interessante. E qui è nata l'idea di provare con lo schioppettino. E i primi risultati come vino, com'era? Era anche quello? C'era un tipo di curva di insegnamento quando avete cominciato di vinificare questa uva che era, sì, come hai detto tu, che non c'erano proprio dei manuali che a parte di quello scritto, allora dovevi proprio inventare il modo di vinificare questo vino. Sì, è vero. Era da capire che macerazioni aveva bisogno, qual era il momento per la raccolta, forse quello era un po' più facile, però insomma c'erano veramente tanti punti di domanda. C'erano sicuramente più domande che risposte sullo schioppettino. A quel punto devo dire mio papà era stato molto lungimirante, perché ha detto: "Quando tu non sai una cosa vai da chi ne sa più di te". Questa è, diciamo, un approccio abbastanza ragionevole e intelligente delle cose. E in effetti quando aveva la prima vendemmia in mano, anzi se devo essere sincero era la seconda, perché la prima vendemmia era stata il 1976 e qui in Friuli ricordiamo nel '76 c'è stato il terremoto, quindi la cantina fu persa in quell'occasione lì. Quindi la prima vendemmia se ne andò col terremoto. La seconda vendemmia, che è quindi diventata la prima, era il '77 e quindi con una campione di mosto ancora in fermentazione, appena terminata il contatto sulle bucce, quindi la macerazione, andò a Firenze, anzi andammo tutti insieme, tutta la famiglia, e si incontrò Giacomo Tachis, che era l'enologo del gruppo Antinori, e gli diede questo campione e il giorno dopo si tornarono a incontrare e Tachis gli disse: "Se avessi un'uva così mi divertirei". E gli diede il suggerimento di come gestire le vinificazioni, di utilizzare la piccola botte, che sarebbe la baricca, allora non veniva nemmeno chiamata così. E quindi lo schioppettino fu fondamentalmente il secondo vino italiano rosso a essere allevato in legno, in baricche. Allora è molto adatto della maturazione in legno, questo vitigno. Sì, è molto adatto, ma ti
ti posso dire di più, con l'esperienza abbiamo capito che il legno va benissimo, sicuramente perché è un vino che ha bisogno anche di un po' di ossigeno, ha bisogno di respirare durante la vinificazione, però dà dei risultati eccellenti anche vinificato in acciaio. E allora dà un vino con caratteri diversi naturalmente, dove si esalta forse ancora di più la freschezza, il frutto rosso, la croccantezza di questo vino. Per cui lo schioppettino in effetti è un materiale molto, molto duttile. È bello perché dà la possibilità veramente di poter ottenere dei vini molto interessanti. È uno dei pochissimi vitigni, io credo, che sia buono quando è giovane e diventa fantastico quando è progettato per dare un vino da invecchiamento. Ci sono tanti vini che sono interessanti, però sono per tanti anni troppo giovani. Se non li cogli in quella brevissima finestra che è il loro ideale, dopo diventano immediatamente troppo vecchi. Ecco, non è il caso dello schioppettino. Lo schioppettino è una parabola lunghissima di invecchiamento. Abbiamo bottiglie del 77, appunto, di questa famosa prima vendemmia, e il vino è ancora assolutamente fantastico. Abbiamo questo vino che è fatto in acciaio in un modo fresco e buonissimo, fatto in un modo, diciamo, più profondo con la maturazione in legno, ha un carattere diverso. E allora spiegami un po', abbiamo detto che sì, buono quando è giovane, quando si fa nell'altro modo, com'è questo vino quando è giovane e cosa succede quando si matura in bottiglia? È un vino che parte da giovane, anche in questo caso con una bella freschezza, una notevole mineralità e un grandissimo equilibrio, ma poi con l'evoluzione diventa sempre più ricco, complesso, anche il frutto tende a maturare, quindi non abbiamo solo frutta rossa, ma abbiamo veramente una complessità di frutto molto importante. E la speziatura, che è una delle caratteristiche fondamentali dello schioppettino, la si trova da giovani, ma poi durante l'invecchiamento sono note che si vanno a integrare in modo meraviglioso con le altre componenti aromatiche, gustative, quindi diventa veramente un vino molto molto complesso. E un altro punto fondamentale dello schioppettino è l'eleganza. Quindi secondo me lo schioppettino, fosse un identificativo, è proprio l'eleganza e la complessità. Ed è raro trovare queste due caratteristiche che convivono assieme. Sono pochissimi i vini, i vitigni che ci regalano questo, perché puoi avere complessità, ma normalmente hai alcol e potenza anche. Nello schioppettino hai tanta complessità, ma hai soprattutto leggerezza e anche un grado alcolico equilibrato. Non è un vino che spara tanto, almeno io parlo della mia esperienza sull'alcolicità, quindi un vino che ha una piacevolezza alla beva incredibile, ma non ti delude sul fatto che non è un vino semplice, è un vino molto complesso che continua a esprimersi, quindi anche nel bicchiere hai continuamente delle sensazioni nuove. Se dovevi descrivere il tuo rapporto con Schioppettino, come un rapporto con una persona, con un amico, con un fratello, come si può descrivere questa emozione, questa connessione tra te e questo vitigno? Bella domanda. Lo schioppettino è come quando conosci una persona che non si svela subito, ma una persona che comunque capisci che ha profondità e molta intelligenza, molte cose da raccontarti, e la piacevolezza sta proprio nel frequentare questa persona, che non ti dà tutto subito per poi magari deluderti, ma ti dà continuamente tante cose e puoi creare un bel rapporto che dura. Penso che in questo ci assomigliamo con lo schioppettino. Ecco, non so se è merito dello schioppettino o è la natura, comunque c'è qualcosa sicuramente. Allora è un rapporto diretto, un rapporto profondo che hai con questo. Se devi descrivere Schioppettino come una persona, che tipo di persona è Schioppettino, come vino? Come vino, come persona, è una persona elegante, ma non troppo impostata per iniziare a capire la personalità. È una persona, come ti dicevo, che sicuramente ha una vasta cultura, ha molte cose da raccontare, io credo che ha anche viaggiato molto. Mi ha raccontato una volta della storia genetica di Schioppettino, che ha una storia genetica molto antica. Si può raccontare un po' di quello? Ma guarda, io non sono un genetista, quindi ti riporto delle cose che ho sentito, che mi sono state dette.
Comunque lo schioppettino è senz'altro, mi hanno detto, una varietà molto molto separata dalle altre, molto distinta nel ramo, diciamo, nell'albero genealogico della vitis vinifera. Lo schioppettino ha un suo luogo bello preciso e distinto. Quando invece sappiamo che, per esempio, un altro importante autoctono friulano, il refosco, si parla di famiglie, di biotipi diversi, di varietà che vanno sotto questo nome, e a parentele con tutti il refosco, mentre lo schioppettino rimane un po' a sé, diciamo è un ramo nobiliare, però un po' un po' distante, un po' diverso dagli altri. E poi un'altra caratteristica interessante, sempre che mi hanno confidato i genetisti, che siccome lo schioppettino è stato salvato da un numero esiguo di esemplari sopravvissuti, circa 60 piante, all'interno di queste 60 piante hanno trovato circa 30 biotipi diversi. Il che è una cosa notevole, che significa che sappiamo che per modificare il DNA, per splittare, per diversificarsi c'è bisogno di tempo, e per diversificarsi così tanto, partendo da un numero così piccolo di esemplari superstiti, vuol dire che lo schioppettino è una varietà che sì è separata da un lato dalle altre varietà di vitis vinifera, però anche al suo interno ha avuto molto tempo per potersi ulteriormente differenziare, e questa è una cosa notevole. E c'è un'indicazione dell'età di queste vite per questo motivo, o è solo che è molto diverso, che c'è un significato di questo fatto? Sono informazioni probabilmente che, ricostruendo la filogenesi dello schioppettino, si possono avere anche questo tipo di informazioni. Comunque si presume migliaia di anni. Wow, Quindi è una cosa veramente, si presume senz'altro preromana, ecco. ok. Ma del resto sappiamo che anche dai testi i romani, quando hanno, diciamo, favorito, hanno distribuito la vitis vinifera nel loro impero, quindi nel mondo allora conosciuto, e quando arrivarono in Friuli però trovarono già la vite coltivata. Quindi possiamo anche presumere che una di queste varietà che coltivavano le popolazioni preromane fosse anche lo schioppettino, ma queste sono speculazioni. Ok. C'è qualcosa che volevi dire del schioppettino che non ti ho chiesto? C'è qualcosa che ho dimenticato, qualcosa che vuoi aggiungere? Beh, che è sempre una buona occasione per fare un brindisi con uno schioppettino, perché è un vino così bello, così piacevole, che secondo me lo puoi apprezzare dall'aperitivo, perché è veramente elegante, piacevole, bellissimo, e poi con gli abbinamenti, quindi è veramente sempre un'occasione da condividere con gli amici o con chi si sta bene, ecco. Perfetto. Grazie Ivan. Grazie a te, Wayne.